È un'economia povera, non è un'economia ricca, però noi diciamo è un'economia democratica, ben distribuita nel territorio e vive in armonia con l'ambiente. Ecco perché il movimento dei pastori sardi sarà contro questa prospettiva di queste centrali nucleari oppure di diventare sito di spazzatura. Il movimento pastori sardi ha capito una cosa: questi giorni, bloccando i porti, ha capito che in Sardegna viene un mucchio di porcheria e arriva addirittura, come abbiamo visto a Porto Torres, animale vivo, passa attraverso la nostra regione, acquisisce il valore aggiunto di questa bell'isola, di questo bell'ambiente e poi riparte con il suo valore aggiunto verso il continente. Noi questo non lo possiamo permettere, non lo possiamo permettere. Il movimento pastori sardi sarà d'ora innanzi in prima fila in questa battaglia di questo movimento civico di grande coscienza, e auguro a tutti una grande partecipazione. Grazie a voi tutti e vi invito il 19 a Cagliari.